45 manifestanti, 15 più facinorosi, di cui 7 infiltrati da altri centri sociali delle province di Padova e Venezia. Questi i numeri degli attivisti che hanno preso parte agli scontri di ieri in Piazza dei Signori contro le forze dell'ordine schierate a difesa della prefettura di Treviso. Stiamo verificando le immagini di videosorveglianza per individuare i singoli comportamenti e gli eventuali reati da addebitare, naturalmente sentendoci anche con la Procura della Repubblica. Gli uomini della Digos hanno ormai completato l'identificazione dei giovani contestatori. I ragazzi del collettivo dovranno difendersi dalle accuse di manifestazione non autorizzata, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Durante gli scontri lancio di uova e fumogeni, spintoni e qualche pugno, ma anche insulti e provocazioni, tanto che gli uomini della polizia ora dovranno decidere se sporgere querela per oltraggio a pubblico ufficiale nei confronti dei giovani del collettivo ZTL che li hanno apostrofati pesantemente. E la guerriglia in Piazza dei Signori è stata al centro del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza che si è tenuto questa mattina in prefettura tra il sindaco Giovanni Manildo e i vertici delle forze dell'ordine. Una pagina grigia anche secondo il sindacato di polizia, il triste epilogo dell'occupazione della caserma Scialsa da parte dei giovani. Ci sono sicuramente delle denunce che devono essere obbligatoriamente portate avanti, ma i gruppi antagonisti a noi credo che fossero anche abbastanza variegati, non c'erano soltanto i ragazzi della ZTL. Noi purtroppo stiamo diventando sempre più spesso il cuscinetto tra quelle che sono promesse piuttosto che consigli che vengono dati per l'occupazione o la non occupazione di spazi.